Un fatto grave quello che è accaduto ieri qui a Mogliano, un fatto che non possiamo assolutamente tollerare. Chiederò appuntamento al prefetto per capire assieme quello che si può fare e per vedere se ci sono gli estremi per istituire una zona rossa. Non usa mezzi termini il sindaco di Mogliano, che presto andrà dal prefetto. L'aggressione finita nel sangue ha scosso l'intera comunità. Gli stessi residenti chiedono che la zona venga sorvegliata maggiormente. L'idea di una zona rossa è richiesta dagli stessi cittadini. Si potrebbe provare per un periodo, sì, vedere come funziona. Certo che può servire. Noi abbiamo il terrore, io non esco mai a buttare giù le immondizie, non so, a una certa ora, perché comunque sono tutti là distesi. Cioè c'è una delinquenza, droga, un po' di tutto. L'area che si trova a ridosso della stazione è quotidianamente presidiata da tossicodipendenti e spacciatori. Non è la prima volta, qua succedono spessissimo liti. E questa zona qua va recintata, come hanno fatto a Treviso, va messa anche là una recinzione perché sennò diventano dei covi dove fare queste trattative fra sti personaggi, insomma. Per droga. Naturalmente. L'uomo colpito al collo, il sangue copioso a terra, scene che hanno scioccato la gente soprattutto perché è accaduto in pieno giorno. Potenziate già le telecamere di sicurezza, non solo, spiega il vice sindaco Leonardo Muraro. Io sto chiedendo di incrementare anche le forze della polizia locale, da 32 ho chiesto di aumentare perlomeno 2 o 3 nuovi agenti, perché se vogliamo incrementare col progetto che sto portando avanti di creare una pattuglia serale perlomeno fino alle 8 alle 10 di sera, che possa percorrere il centro della nostra città, e non solo, abbiamo bisogno di turnazione di uomini e un maggior numero di uomini. Nella fontana ancora le tracce del sangue del 48enne ferito, la gente esasperata. Quello è vero, perché anche noi abbiamo sempre delle segnalazioni per quello che accade. Purtroppo da un quartiere, chiamiamolo piuttosto calmo, negli ultimi anni è diventato un quartiere sinceramente da aver paura, soprattutto in certe ore. Ci vuole in quella zona, ci spiega il consigliere del quartiere Ovest, un presidio fisso di forze dell'ordine. La situazione è ormai insostenibile.